Eccoci qua! Nuovo appuntamento scoppiettante con Mille Voci 2019! Siamo arrivati alla 15ª edizione. Per l'occasione vogliamo fare le cose in grande, per cui... E quindi quest'anno siamo in ottima compagnia. Siamo in compagnia di musicisti bravissimi che ci tengono appunto vivi durante il corso di tutta quanta la puntata e di tutta l'edizione, la nostra Mille Voci Band! Bravissimi, grazie. Questo è il motivetto. Hanno fatto ballare persino me con questa musica. E questo la dice. Ah, me la sono persa. Meglio che non l'hai vista. Vabbè, abbiamo altre puntate. La prossima vediamo se ci riusciamo a organizzare qualcosina. Va bene. Beh, non siamo solo noi con la band, ma siamo in ottima compagnia. Anche questa è una puntata ricca di ospiti che vi andiamo subito a presentare. Michele! Claudio Sonnino, Roberta Paccani, Franco Dani, Lorenza Bettarelli, Giuseppe Giuffrida, Daniele Sinacce. Avremo modo di ascoltare durante il corso di questa puntata i nostri musicisti della nostra Mille Voci Band. Bene, e però noi iniziamo con un ospite nella sezione ospiti, cantanti che noi abbiamo presentato poco fa. Iniziamo con un grande amico. Un grande amico di Mille Voci. Un grande artista. Un grande artista, un grande cantante che ogni volta ci regala grandissime emozioni. Il nostro Michele! Mettiti in mezzo. Bene. Ti mettiamo in mezzo anche questa volta. Certo, tu E io sono felice di essere in mezzo. Perché sei un nostro compagno di viaggio in questa edizione, in questa 15ª edizione di Mille Voci, e io sono molto onorata e molto contenta di averti con noi. Beh, sei un anniversario, 15ª, quindi è un anniversario importante. Ci vogliono cantanti di grande calibro. Grazie. Oggi che cosa ci canti? Oggi vi canto una canzone che mi ricorda la mia adolescenza. Io ero ragazzino, a 15 anni, cantavo in un locale e cantavo questa canzone americana di un cantante che si chiamava Conway Twitty, che mi piaceva moltissimo, e stasera la ripropongo. Oh, bene. Un Michele che ha una voce stupenda, l'aveva a 15 anni e l'ha mantenuta in tutti questi anni stupenda, calda, che trasmette grandi emozioni. E guarda che non è da tutti, quindi io lo penso, lo dico perché lo penso, quindi sei un grande artista e siamo onorati di ascoltarti. Grazie. Il nostro Michele! Grazie. People see us everywhere. They think you really care, but myself I can't deceive. I know it's only make believe. My one and only prayer is just someday you care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will never know how much I love you so. My only prayer will be someday you care for me, but it's only make believe. My hopes, my dreams come true. My life I gave for you. My heart, how I adore you. My home, my everything. My heart I can't control. You rule my very soul. My only prayer will be someday
someday you care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My only prayer will be someday you'll care for me, but it's only make believe. Grande, grandioso Michele. Bene, a questo punto un altro cantante, lui è un cantautore, compositore soprattutto, ed è qui pronto col suo microfono, Claudio Sonnino. Eccoci qua. Allora, Eccoci qua. a te piace anche scrivere? Sì, io scrivo No, musica, dico, parole. anche parole, quindi non solo Sì, sì, compositore. È molto sono importante sono questo. autore e compositore, sì. Ecco, da quando... Da sempre, da ragazzo io ho una band e praticamente scrivo i miei pezzi. Adesso per esempio presenterò un brano che parla in un certo senso dei mali sia esterni del mondo che quelli interni dentro di noi, e per risolvere tutto questo marasma dobbiamo avere solo una cosa: positività e solidarietà. Serenità. E anche serenità, certo. però soprattutto quelle due cose Quando che ho il cielo è menzionato. sereno, si dice è azzurro, no? Sì, E quindi esatto. Un il respiro titolo? di azzurro. Un respiro di azzurro. Claudio Sonnino. Grazie. Mi trovo qui dentro il tram delle immagini, ogni stop pieno di magia, questa vita in cammino è mia. Si alzerà il sipario sulla realtà, ma in un sogno che non ha età c'è la voglia di perdersi. Un respiro di azzurro e si dirà dalla foschia che si insinua nell'anima nei momenti di nostalgia. Tutto il cielo dentro di te, problemi ed ansie vanno via, paga il conto e sparirà anche l'ultima bugia. E già un'altra mano si tenderà con la sua solidarietà alle emozioni che regali tu. E già il pensiero scoprirà a un passo ed anche un po' più in giù un mondo che non si odia più. Improvviso un rumore in uno spazio silente, un anziano che piange, è meno che niente, la ragione è una condizione, mercificazione, il bene e l'amore si vendono in saldo, la speranza è un miraggio, confuso nel caldo, c'è un vile tormento nel cuore e nel vento, inquinamento e grido sì. L'onda di voce è un attimo, come acqua scorre sia, uno spreco che si butta via. Si poserà una bandiera sulla verità, nel sacro nome dell'avidità.
vita e la gente che soffre, ma la forza più grande è quella sorta di fantasia che si siede nell'anima insieme a gioia ed allegria. Si apre il sorriso e problemi ed ansie vanno via, paga il conto e sparirà anche l'ultima bugia. E già un'altra mano si tenderà con la sua solidarietà alle emozioni che regali tu. E già il pensiero scoprirà a un passo ed anche un po' più in giù un mondo che non si odia più. E resto qui senza arrendermi. Grazie. Claudio Sonnino! Complimenti Claudio, grazie. Allora andiamo avanti con questa puntata di Mille Voci e abbiamo qui con noi una graditissima ospite di questa edizione. Mi avvicino al parterre degli artisti per presentarvi una donna con una voce splendida. Lei è una autrice, una cantante, ma è soprattutto una bella persona. Quindi ho il piacerissimo, soprattutto perché ha scritto anche per me, di presentarvi Roberta Faccani! Grazie Daphne, buonasera a tutti. È un onore averti qui a Mille Voci quest'anno, un onore e un grande piacere. Grazie Daphne. Io poi ho avuto modo e ho modo in questa edizione di presentare anche gli inediti che hai scritto per me, quindi il pubblico ti apprezzerà non solo come cantante ma anche come autrice. In questa puntata noi sveliamo un po', per chi dovesse non saperlo, quei pochi che sono rimasti che non lo sanno, come nasce un po' la carriera artistica di Roberta per il grande pubblico, perché Roberta canta e scrive da giovanissima, però a un certo punto si presenta al grande pubblico con una canzone splendida a Sanremo, giusto? Con i Mattia Bazar. Quindi noi qui abbiamo la cantante dei Mattia Bazar, era Grido d'amore, vero? Una grande bella esperienza, 2005 Grido d'amore, Sanremo, esordì nei big con questa velocità, perché fui rovinata qualche settimana prima addirittura. Cercavano una nuova vocalist e cantai proprio la canzone che adesso ci farei sentire. Quindi hai fatto questo provino con questa canzone stupenda dei Mattia Bazar. Cantavo già prima nella mia vita. Certo. E quindi la sapevo e andai con quella e fu apprezzata e mi scelsero. E ti hanno catapultato sul palco dell'Ariston. Sono stati 6 anni meravigliosi, poi tutta una cosa in crescita. Noi abbiamo girato il mondo perché i Mattia sono conosciuti in tutte le parti del mondo, abbiamo davvero portato la bella melodia italiana, no? Che sono veramente le canzoni italiane che all'estero amano molto. Dobbiamo ricordarci che abbiamo un patrimonio importante, la melodia. Assolutamente, grazie Roberta. E Mille Voci è una di quelle trasmissioni che cerca proprio di mantenere viva la melodia italiana, no? Quindi in questo momento storico in cui è un po' difficile fare questa operazione. Quindi ringraziamo Gianni Turco anche per questa costanza. E quindi come non dire che il brano che ascolteremo adesso è uno di quelli che ci credo che ti hanno scelto quando ti hanno sentito cantare questa canzone. Mi permetti di dire una cosa? C'è una frase in questo testo scritto, il pezzo è di Marrale su Stellita, che dice: la musica si muove appena ma è un mondo che mi scoppia dentro. È un po' quello che tutti noi artisti abbiamo, questo fuoco, quindi lo vorrei dedicare a tutti i colleghi che mi hanno accolta con grande affetto, alla band e ovviamente a tutto il pubblico.
Roberta Faccani con Ti sento! La parola non ha né sapore né idea, ma due occhi invadenti, petali d'orchidea. Se non hai ti sento, la musica si muove appena, ma è un mondo che mi scoppia dentro. Ti sento, un brivido lungo la schiena, un colpo che fa pieno centro. Mi ami o no? Che mi resta di te, della mia poesia, mentre l'ombra del sonno lenta scivola via, ma se non ti sento, bellissima statua sommersa, seduti sdraiati impacciati. Ti sento, Atlantide, isola persa, amanti soltanto accennati. Mi ami o no? Mi ami o no? Mi ami o no? Ti sento, deserto, lontano miraggio, la sabbia che vuole accecarmi. Io ti sento, nell'aria un amore selvaggio, vorrei incontrarti. Mi ami o no? Mi ami o no? Mi ami o no? Ti sento, vorrei incontrarti. Ti sento, Grandi. Roberta Faccani, ma quanto sali in alto, sempre più su, ma hai una voce eccezionale, cioè infinita. Dove vai? E questa è sempre un'emozione, eh? Ma tu la senti in modo particolare questa Questa canzone? canzone è una delle canzoni più belle, secondo me, del repertorio italiano, del repertorio dei Mattia. Intanto ci E avviciniamo. poi, insomma, come ti ho raccontato, questa la metto qua. Come ho raccontato è un ricordo particolare. La Certo. vittoria di un provino è sempre bella, no? Assolutamente sì. Passo... Grazie, Eh? grazie Roberta.
Ecco, il passaggio del testimone, neanche a farla apposta con il prossimo Eccomi qua, ospite, dopo una bellissima voce di il Roberta. nostro Franco questa Dani. E bellissima tu che canzone gli ci ha racconti dopo una voce così? Ma che gli io racconti? canto una bella Beh, canzone tu d'amore. Canti con un altro stile. Io canto un altro stile, voce lei più calda, più tranquillo, più tranquilla più tranquillo, soprattutto. sì, sì. Però ti sentiamo lo stesso, Certo. perché sei uno che sei molto profondo anche in questo modo tuo di cantare. Poi canti una canzone Sì, dal titolo praticamente quante modi Tre per parole. dire ti No, amo. 3 parole. Ti amo. Allora, In tre- tu dirne uno. Allora, ti amo, Poi, je t'aime, cioè, I love you. io conoscevo Marisurti. Marisurti. Sì, a Roma, No, diciamo però, così. la Però canzone è questa, però vorrei ricordare anche, siccome questo è il mio nuovo singolo, Ah. questo è il mio nuovo singolo, la mia nuova canzone, vorrei ricordare anche gli autori che giustamente Sì. scrivono le canzoni e ogni tanto bisogna e fare poi anche si presente dimenticano di loro, il nome, quindi Luigi Mosello e Lancioli. bene. E la canzone ve la faccio ascoltare subito. E noi l'ascoltiamo. Vado avanti e ti mando a casa. Va bene, vado subito da quell'altra parte. Ti amo, Franco je Dani. t'aime, I love you. Dicono che il tempo cambia anche i colori e il modo di guardare il cielo. Dicono che il tempo cambia anche il respiro, ma lo sguardo tuo mai. Sei come quando un giorno mi hai dato quel profumo che solo chi ha un futuro può regalare al mondo e a me. Baci e poi sorrisi, si cammina insieme, la tua mano nella mia. Sulla strada i nostri cuori un po' bambini, sempre accanto più che mai. Poi riguardandoti mi sento sempre più un guerriero che non si lascia mai sconfiggere dai giorni e ti ripete sempre ti amo, je t'aime, I love you, lo grido forte perché è così. Ti amo, je t'aime, I love you, perché ti piace sentirlo dire. Ti amo, je t'aime, I love you, e ti ringrazio per quello che mi hai dato e mi darai, oltre la vita e oltre a noi. E chi non crede ai sogni non sa cos'è l'amore, e chi non ha mai pianto, non ha abbastanza amato, non ha mai dato niente. La parola amore oggi si sussurra come fosse una bugia. Non me ne vergogno, ma per me è diverso, ti amo e a tutti griderò. E questa è vita se c'è anima e calore dentro, ed ogni attimo sarà un tuo regalo, e voglio dirti ancora ti amo, je t'aime, I love you, da quando esisti nella vita mia. Ti amo, je t'aime, I love you, perché è soltanto la verità. Ti amo, je t'aime, I love you, finché la voce mi accompagnerà. Ti amo, je t'aime, I love you, e si apre il mare davanti a noi. E a chi mi chiederà qual è il segreto mio per fare in modo che sia vivo il nostro amore, bastano 3 parole.
amo, je t'aime, I love you. Grazie, Ma assolutamente no, col permesso di tua moglie, ridillo, con questa sensualità, questo... Ti amo, je t'aime, I love you. E ci credo che tutte cadono ai tuoi piedi, e insomma, è il minimo. Franco Dani, Grazie. Io dico, no, ma con degli artisti di questo calibro noi stiamo facendo un'edizione spettacolare, perché abbiamo delle grandi voci, ma abbiamo soprattutto con noi delle belle persone. Quindi andiamo avanti con la nostra puntata e chiamo qui vicino a me la nostra Lorenza Bettarelli. Eccomi, arrivo. Vieni Lorenza. Arrivo. Allora, un'altra puntata insieme a noi. Tu sei un'ospite affezionata di Mille Voci e noi siamo affezionatissimi a te e alla tua splendida voce. Io dico sempre che Lorenza è capace di cantare di tutto rendendo le canzoni personali. Oggi che cosa canterai per noi? Allora, canto una canzone, sempre una mia canzone. Sì. Ed è una bossa nova, tra l'altro, quindi è Voglia di esistere. Bene, quindi a voi Lorenza Bettarelli. Grazie. Se stanotte sono sveglia, mi rivesto e mi rispoglio, ma tu dove sei? Ti cerco invano nei pensieri miei, così restando a luce spenta, analizzando tutti i sogni miei, disegno il mondo e lo coloro come piace a me, veder cose che nella realtà di certo non potrei vedere mai, ma ad occhi chiusi volerò con te, seguendo un mondo che non c'è, solo in due possiamo esistere, solo in due si può eludere ciò che in noi è più importante ormai, e se amore sai è voglia di esistere. Se stanotte sono sveglia, cerco e trovo il coraggio nei dubbi miei, ma è più difficile chiamarti, sai, così restando a luce spenta, volerò lontano dai pensieri miei, sognando il mondo a modo mio, non mi perderò. Cercar cose che nella realtà di certo non potrei trovare mai, ma ad occhi chiusi volerò con te, seguendo un mondo che non c'è, solo in due
Lorenza Bettarelli, grazie, splendida voce. Io suggerirei al nostro caro Gianni Turco di cambiare il titolo di questa trasmissione e chiamarlo 1000 belle voci, perché è una meglio di un'altra. Io stasera poi veramente adesso ne sto per presentare un'altra che è la mia compagna di viaggio. E a proposito di viaggio, sicuramente lei viaggia molto più di me perché come dice, sa tutte le lingue, canta in tutte le lingue. Io vorrei prepararle la scena, direi io questo lo tolgo perché quando c'è lei abbassa solo la sua voce. Sto parlando di Daphne. Ho bisogno di spazio perché in questa canzone verrò accompagnata da Gianluca Sinatra e Micol ed è una canzone che dedichiamo a tutte le persone che hablan lo spagnol. Una famosissima canzone spagnola, Historia de un amor. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Magica,
Grazie a Gianluca Sinatra e Micol, grazie. Magica è l'atmosfera che hai creato anche grazie a loro due. Grazie. Ma soprattutto con la tua voce, si sa, insomma. Voci particolari però stanno per arrivare. Sì? Sì. Che fai, li annunci tu? Beh, ho capito a cosa ti riferisci. Noi abbiamo avuto ospiti in questa edizione di Mille Voci, nelle primissime puntate di Mille Voci abbiamo avuto ospiti i cugini di campagna e non ci siamo fatti sfuggire l'occasione, poiché loro sono impegnati in una tournée, quindi non avevano la possibilità di tornare a trovarci, non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di poter registrare qualche loro esibizione da poter condividere insieme a voi anche in altre puntate di Mille Voci, e questa è una di quelle occasioni. Quindi adesso lascio la parola, posso dire passo la palla a Gianni Turco e sentiremo i cugini di campagna. Grazie, siamo sempre noi qua, però io parlo sempre, perciò non mi sembra giusto, voglio presentarvi anche gli altri, lo farò in modo molto, molto veloce. Io non l'ho inventati i cugini di campagna, io non l'ho fondati, l'unico grande fondatore è mio fratello, Silvano Avvocato Michetti, eccolo lì. Grande. Un saluto a tutti e ringrazio di questa presentazione. Mi vuoi dire qualcosa, sì, Ivano? Posso farle una domanda? Dica, sinteticamente, non gliel'ho mai fatto, visto che siamo gemelli, anche se lui è uscito male come gemelli, però voglio dire, ma lei alla sua veneranda età non ha un pizzico di pudore, di vergogna a girare con quelle scarpette lì? Ma con queste? Che schifo, che vada via. Va bene, Ivano, va bene, dai. Lui è avvocato, invece da quest'altra parte abbiamo quello che mi fa rabbia perché è bello, che le ragazze non le vedi più. Lui viene da Civitavecchia, dovrebbe chiamarsi più un cugino di mare. Caro Ivano, io sono il cugino di mare, sono quello che sta un po' fuori le mura. E ti chiami Tiziano Leonardi. Vedi che bel nome, mi fa rabbia. Funziona, vero? E poi volevo fare una cosa, Ivano, prima che tu la lanciassi, volevo assolutamente presentare il nostro brano, una canzone stupenda che Ivano ha scritto pensando alle meravigliose ragazze degli anni 70 che, parliamoci chiaro, oggi come oggi non se ne fanno più. È una canzone che ha vinto il Festival Bar del 1976. Conchiglia bianca. Bianca tu, che da quell'onda sei venuta giù, tu che chiudi nel tuo guscio i tuoi pensieri e non ti accorgi mai un po' di me, piccolo intreccio di corallo, prima o poi ti prenderò nella mia rete di cristallo, perché tu mi fai morire, perché tu mi fai sognare, perché tu, soltanto tu, sei sempre tu. Amore, amore, amore grande, amore
tuo compagno sono io, perché con te, solo con te io voglio vivere. Amore, amore mio. Ma che bella canzone che hai cantato. Chi manca da presentare? Lui? Lui e qualcun altro. Oh, lui l'ho presentato, manca lui. Usiamo sempre lui per sconfiggere e superare tutti gli ostacoli. Lui nasce e come nasce all'età di 9 anni la madre e il padre scoprono che è un po' strano. Anzi, lui è tutto strano. Però devo dire che a 18 anni, vista la sua spiccata attitudine ad allungare le corde vocali, voglio dire, è stato assunto dal Ministero della Sanità. Gli hanno dato subito 1.000 euro al mese, proprio un ragazzo che aveva questa voce strana, è stato assunto a fare la sirena alle ambulanze del Senato e della Camera. C'erano 10 ambulanze che portano quando si sentono male i politici. E voi pensate io stia scherzando, invece è proprio così. Devo dire che, vabbè, allora voi pensate io stia scherzando, mi fai quello che facevi a 18 anni? Avete visto tu? Voi pensate io stessi scherzando? No. Poi la cosa bella è che subito, dopo qualche anno, sui 20 anni così, gli hanno offerto 2.000 euro al mese, perché gli hanno detto: senti, ci puoi fare un'altra cosa? Ti diamo 2.000. E lui ha accettato. Ogni volta che faceva la sirena doveva tirar fuori dal finestrino la testa e fare pure il lampeggiante. Io l'ho detta, poi no, poi è venuto, è stato trovato dai cugini di campagna, perciò siamo felicemente sposati con lui. Lui che si chiama Daniel Colangeli, che vuol dire con gli angeli. Infatti lui è la voce degli angeli. E questa canzone che interpreteremo è il seguito di Anima Mia. Finalmente, ogni volta che andiamo in giro per il mondo, ogni volta che ci fermiamo in autogrill, c'è sempre qualcuno che ci dice e ci chiede: ma che fine ha fatto Anima Mia? È tornata a casa o non è tornata? E noi abbiamo pensato: scriviamo una canzone. Questa canzone ha 2 particolarità. La prima, lui ha quasi 5 ottave di estensione vocale. La prima è che ci siamo appropriati della sua seconda ottava, poi lui sale e va alle sue note celestiali. L'altra particolarità è proprio il titolo. Se Anima Mia si chiamava appunto Anima Mia, torna a casa tua, il seguito si chiama Ti ho sognata mentre stavi ritornando. Di notte gli amori ritornano e nella mia mente consapevolmente ci sei. Il vento accarezza il mio volto, tra luci abbaglianti di stelle cadenti tu sei come una preghiera che diventa poesia, imploro il tuo sguardo distante che venga da me. Ti ho
ho sognata mentre stavi ritornando e il tuo profumo era parte di me. Ti ho baciata piano piano sulla mano, ma adesso dimmi dove sei però, e sussurrarti che ti cerco ogni momento, in ogni mio pensiero che mai si spegnerà, volando libero e lontano, il tuo sorriso arriverà tra le mie braccia che aspettano solo te. Ti ho sognata mentre stavi ritornando e il tuo profumo era parte di me. Ti ho baciata piano piano sulla mano, ma adesso dimmi dove sei però. Baciata piano piano sulla mano, ma adesso dimmi dove sei però. Na 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 na. Grandi ospiti in questa edizione di Mille Voci, e andiamo avanti con un altro ospite che è un ospite, una new entry, Sì, no? sì, Di è questa, una delle sue prime esperienze. una questa. delle sue prime esperienze televisive, il nostro Giuseppe Giuffrida. Vieni Giuseppe, qui in mezzo a noi. Ti mettiamo in mezzo anche te. Allora Giuseppe, emozionato di questa partecipazione a Mille Voci? Sicuramente sì. Però spero tu sia contento, insomma ti stai un po' rilassando in mezzo a tutti questi artisti. Poi c'è il nostro Cesare, non so se anche oggi vedo che si è fatto vedere perché ci sono i bicchieri sui tavoli, il nostro Cesare che viene dal Brasile e che serve cocktail durante la trasmissione. Lui diciamo, è venuto qui in volo, non a caso, non in nave, non credo in nave. No, in volo. In volo. No, perché il titolo della canzone di Giuseppe è Naviga e vola. Tu ami più navigare o volare? Tutte e due. Tutte e due. Ah, Tutte e ok. due. Quindi è una tua canzone, Giuseppe? Interpretata da me e scritta da Emma Brignone. Bene, allora il nostro Giuseppe Giuffrida che naviga e vola. Grazie.
ingenuo a 20 anni, pieno di follia, che gioca con me, che gioca con me, che gioca con me, che gioca con me. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Ma che bello, vivere senza schemi e cavalcare le onde di questo immenso mare. Ma che bello, vivere senza inganni, aspettando di lasciarsi trasportare. Per vivere, volare, lasciati andare. Per vivere, volare, lasciati guidare. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Naviga, naviga, fatti cullare, vivi e vola, lasciati andare. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Naviga, naviga, fatti cullare, vivi e vola, lasciati andare. Lasciati andare. Lasciati andare. Grazie. Giuseppe Giuffrida. Grazie. Sei alle prime tue esperienze, ma già te la cavi molto bene. Complimenti. Grazie. Grazie a te. E a proposito di complimenti, io vorrei farla alla nostra orchestra. Ma loro sono dei musicisti, ma ognuno di loro ha un proprio, diciamo, esperienza importante a livello professionale, anche come cantanti. Io vorrei invitare qui Florindo Cimei, l'avete visto con l'archetto lì, col violino. Florindo, vieni qui. Tu sei anche un cantante ormai, Questo no? per me? È per te. Lo tieni? Ti dà fastidio? No, no. Se vuoi te lo tolgo. No, Canti senza voce. Senza voce. Afono. No, tu hai una voce tua, insomma, no? Parli Dalla nascita, abitualmente dalla e nascita. canti pure. Canto, La cosa clamorosa è quella, oltre a suonare, Sì, naturalmente. Canti una canzone dal titolo La lampada di Aladino. E come mai? Perché? Perché È una coi canzone tempi- tua? È una canzone mia, coi tempi che corrono. E il sogno di ogni italiano è quello di avere una lampada dove esce il genio e dice, sa, i desideri, voglio questo, voglio quello. Sono tutte cosette costose poi, capisci? Quindi Certo. abbiamo bisogno proprio di valsente per poter... Sì, sarebbe... il Ferrarino, vabbè, la lascia cosa. perdere. Ci sarebbero tanti desideri come da soddisfare, però io vorrei sentire che musica viene da questa lampada. È una musichetta molto particolare. c'è poco da parlare. Sentiamo. Soprattutto da cantare. Ascoltiamola. Sì. Florindo Cimei. Grazie. Voglio la lampada di Aladino, voglio sfregarla accanto al camino e voglio chiedere i miei desideri, voglio esaudire tutti i miei pensieri, voglio essere bello come il dio Apollo e con 3
tre donne, voglio andare a zonzo, voglio provare le mie sensazioni, voglio essere ricco pieno di milioni. Voglio comprare una barca a motore, un elicottero ed un reattore, la bicicletta col cambio Shimano, il motorino, il surf e un deltaplano. Voglio comprare una Ferrari senza pagarla con 30 denari, una statua greca e una piroga antica, una grande villa in mezzo ad Ostia antica. Voglio baciare una Miss Italia e poi volare dritto in Australia per un concerto da 1001 notte. Non voglio avere più le scarpe rotte, voglio la lampada di Aladino, voglio la lampada di Aladino, voglio la lampada di Aladino. Voglio la lampada di Aladino, voglio spiegarla accanto al camino, voglio essere bello come Dio Apollo, voglio comprare una barca a motore, Aladino. Florindo Cimei. Ah, veramente. Prego, da questa parte. Sai dove è la strada? È lì? Ah, grazie, molto, molto gentile. Io in realtà, senti, facciamo una cosa. Lo tieni tu perché io vorrei fare un discorso a proposito degli artisti eclettici, artisti poliedrici. Io amo molto loro. Avviene anche in politica, l'eclettismo. Per esempio, io voglio fare i complimenti al governo italiano che veramente ha dimostrato di essere sia l'uno che l'altro, sia governo che opposizione. Perché se dice una cosa, che ne so, Di Maio, Salvini dice il contrario, oppure viceversa, naturalmente. Che cosa si sono inventati? Colui che possa mediare tra i due. Questo personaggio, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, anche se poi chi comanda sono gli altri, si sa, insomma, no? Però Conte lo vedi sempre sorridente, sempre elegante, con questa sua voce squillante. Credo che qualsiasi iniziativa debba essere condivisa da noi tre e l'ultima parola spetta a me, perché io sono uno che dice quello che pensa sia Di Maio che Salvini. Ma il vero garante della politica italiana è il Presidente della Repubblica, Mattarella, con la sua vivacità sempre frizzante, brioso. Buonasera. Ho giurato di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. La sosterrò, costi quel che costi, attraverso i suoi comandamenti. Non avrai altra Costituzione all'infuori di me. Ricorda di santificare la Costituzione, non desiderare la Costituzione d'altri. Onora i padri costituenti. Chi tocca la Costituzione muore. Parola del Signore. Lode a te, o Costituzione.
Vabbè, così frizzante. Certo non è frizzante come certi politici che c'erano prima. Io rimpiango il periodo di Silvio Berlusconi, perché Berlusconi, dai, su, a parte che già ti faceva ridere, no? Dici Berlusconi è pure facile da imitare, che ci vuole? Basta indovinare il sorriso spontaneo. Mi consenta innanzitutto di ringraziare tutti coloro che hanno ancora fiducia in me e hanno capito che tutto quello che ho fatto in politica l'ho fatto senza secondi fini. Mi è bastato il primo. Poi c'era un altro del nord, lo rimpiango lui perché era proprio comico, che iniziava con la B e finiva con la I. Vediamo un po', chi potete immaginare voi? Prima di Salvini, ma prima di Maroni, chi era? Bossi, ma come avete fatto a capire che io volevo imitare Bossi, che poi a Bossi neanche gli assomiglio? Mi ci vorrebbe una plastica per assomigliare a Bossi. Allora, state bene attenti a quello che vi dico, popolo della Padania. Cos'è? Non siamo in Padania, dove siamo? Al centro Italia. Popolo di meridionali. C'è qualcuno napoletano qua? Tra voi? Per carità, i napoletani mi stanno simpatici, Ormai posso dire di avere sangue napoletano sul paraurti della macchina, ne ho messi sotto 4 prima di venire qua. Però ci sono persone napoletane, siciliane, calabresi, insomma extracomunitari, che nel periodo in cui io sono stato male sono stati affettuosi con me. Addirittura c'era chi voleva dedicarmi una strada. Sì, via Bossi! Per par condicio ci sarebbe un altro grande personaggio, ma grande, ma pure grosso, romano, pure lui, però lui di nome, Romano Prodi. Bisogna essere chiari. Bisogna essere molto chiari con gli italiani. Ecco perché... Chiaro. Io ormai ho lasciato la politica. Ho deciso di farmi frate. Ed è un consiglio che vorrei dare anche a Di Pietro, a Casini, a Renzi. Fatevi frati. Almeno lì prendete i voti. Gabriele Marconi! Daphne! Gabriele! Le 1000 voci di 1000 voci! Grandioso Gabriele in questa carrellata di questi politici italiani non più... Vabbè, non qualcuno tutti, qualcuno sta- ancora è attivo, no, sembra. qualcuno attivo. Non demordono. Vabbè, non demordono. C'è gente che non si arrende proprio Non neanche si arrende, di fronte non si all'evidenza, arrende. però vabbè, andiamo avanti. Speriamo comunque che gli italiani siano sempre più felici con i nuovi politici per un nuovo miracolo italiano. Bravissimo. Mi consenta Vai. comunque passarle la parola perché so che lei deve presentare un grande cantante che Sì. penso Sì, sia sì. tra lì. Mi avvicino alla nostra Prego. Cavaliere, mi consenta. Ma veda, Mi io consenta. quando vedo una donna c'è poco da fare. Prego, vada, C'è- vada. Mi no, faccia vedere. Cavaliere, No, c'è no. proprio poco da fare. No, non ma so dico, come dire. vada da quella parte. Mi piace guardare quando una donna, diciamo, mi dà le spalle, ma nel senso buono, vero? Vada, Sì, vada. è giusto quelle. Vada. Bene, detto questo, mi avvicino invece all'orchestra per raccontarvi un aneddoto, che è un aneddoto molto curioso. A volte nella vita ci sono delle coincidenze. Io credo che ci siano dei momenti nei quali bisogna interrogarsi del come mai avvengano certe cose. Beh, questo musicista che io mi ritrovo nella band di 1000 voci è una persona che io conosco da ben 20 anni. Erano 20 anni che non lo vedevo. Abbiamo iniziato a suonare insieme nei piano bar quando io ero, posso dirlo, una ragazzina. Abbiamo iniziato a suonare insieme nei piano bar, lui suonava il sassofono, la chitarra e poi l'ho ritrovato in questa band. Devo dire con gioia perché
Si parla tanto male dei social, no? Del fatto che adesso la nostra società si basi molto su questo mezzo di comunicazione, che invece, se usato bene, secondo me, ha un suo perché. E noi attraverso i social siamo riusciti a rimanere in contatto ed ho scoperto quanto sia stata importante per lui la musica, perché ha passato un momento molto difficile. Sì. A causa di una malattia, che è una cosa che capita nella quotidianità, e io grazie a questa trasmissione vorrei anche salutare tutte quelle persone che ci seguono, a cui Mille Voci porta un grande sorriso, perché Mille Voci è una trasmissione che deve tenere compagnia e far sorridere anche in quei momenti che possono essere difficili. Ed è quindi con piacere che la musica torna a farla da padrona nella vita di Genji Mancini. Mi hai fatto emozionare, tu lo sai che con me è difficile farmi emozionare, Daphne. Perché è una storia emozionante, perché Giancarlo ha dovuto interrompere la sua carriera di musicista a causa di queste vicissitudini, di questi problemi di salute, e adesso è ritornato alla musica, perché la musica aiuta a superare i momenti difficili. La musica, questo è un messaggio che lancio a chi mi conosce, non vorrei approfondire l'argomento, però tanto sono piuttosto conosciuto nel campo della... La musica è stata la mia fisioterapia. Non riuscivo più a suonare, sono stato costretto a smettere. Avevo la chitarra e il sassofono in macchina per portarli da mio padre, dove facevamo le prove io e te, per nasconderli, per non vederli, perché quando li vedevo mi veniva da piangere, Daphne. E un amico, a una recita di mio figlio di fine anno in quinta elementare, li ha visti, era uno di quelli che veniva a sentire anche me e te. Cammina, tira fuori sta roba, facciamo qualcosa. E hai ricominciato. E ho ricominciato per poter fare 5 pezzi ai bambini per la festa di fine anno. Ho visto di esserci riuscito, mi sono rimessa a studiare, ho registrato un paio di 100 pezzi. E pensa, alla fine ti abbiamo qui nella Mille Voci Band, quindi sono contentissima oggi. Quindi che cosa ci fai ascoltare? Ho fatto tempo fa uno spettacolo su Califano, voglio fare un brano di Califano che poi è stato riproposto recentemente da Tiro Mancino, la mia versione è un po' un misto tra le due con molto di mio. Il nostro Genji Mancini in Un tempo piccolo di Franco Califano. Diventai grande in un tempo piccolo, mi buttai dal letto per sentirmi libero, mi truccai il viso come un pagliaccio e bevi vodka con tanto ghiaccio, scesi per strada e mi mischiai nel traffico, rotolai in salita come fossi magico, toccando terra rimanendo in bilico, mi feci albero per oscillare, trasformai lo sguardo per mirare altrove e provai a sbagliare per sentirmi errore. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la bocca con acqua tonica. E pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi a un libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai ricordi, provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Ingannai il dolore con del vino rosso, buttando il cuore per qualunque eccesso. Mi addormentai con un vecchio disco, raccontai la vita che non riferisco, raccolsi il mondo in un pasto misto. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la bocca con acqua tonica
Il pranzo è tardi all'ora della cena, mi rivolsi a un libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Rotolai in salita come fossi magico, toccando terra rimanendo in bilico. Mi addormentai con un vecchio disco, raccontai la vita che non riferisco, raccolsi il mondo in un pasto misto. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la bocca con acqua tonica. Il pranzo è tardi all'ora della cena, mi rivolsi a un libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Mi giocai ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Grazie. Gengi Mancini, grazie a te che ci hai fatto rivivere il grande Califano. E da un grande come Califano passiamo a un altro grande. Eccolo qui che mi sta accogliendo a braccia aperte, Daniele Sinasce. Accomodiamoci lì, caro Daniele, prendi il microfono. Io ho lasciato quel tempo piccolo in modo che la gente possa aver pensato magari se è lui o non è lui. È certo che lui so io sì. È proprio Daniele Sinasce, anche Grazie. se qualcuno ti scambia stranamente per Renato buongiorno. Zero. Ah, no, ok. Renato Zero, lo devo specificare, ma è Renato Zero che ti imita No, ormai. non tocchiamo Sei i santi. più uguale. No, per carità. Non Però ci entriamo sono- in questo però io campo questa cosa minato. la voglio dire. Ci sono molti, diciamo, che imitano Renato Zero. Io no. Beh, come no? No, vabbè, quando trovo dei mostri sacri come te, no, non posso. Ma lui è il numero uno. Dopo Renato è proprio il numero uno. Anzi, il numero zero sarebbe da dire. Però... Ok. Senti, io vorrei ringraziare Mille Voci e Gianni Turco. Perché? Perché 15 anni fa abbiamo fatto la prima trasmissione, Sì. io mi ritengo fortunato di aver partecipato. Ma la cosa più importante, dice vabbè hai fatto carriera, non l'hai fatta, chissà dove siamo andati, l'importante è muoversi e questo è il messaggio per i ragazzi, per i giovani, è muoversi, perché stare fermi sul proprio posto non porta da nessuna parte, muovetevi. Possibilmente muoversi anche cercando di andare su, no? Questo è Più un assist su. alla Bruno Conti, io- te l'ho proprio messa lì. Sì, più su perché è il titolo di una canzone di Renato. È dedicata a questi ragazzi, a questi giovani e veramente questa trasmissione è una ghiotta opportunità per questi ragazzi che possono mettersi in mostra, perché non esiste solo X Factor e Sanremo, esistono tante altre realtà, per fortuna qui. Come Mille Voci. Esattamente. E una grande voce è quella di Renato Zero, ma praticamente è di Daniele Sinasce. Grazie.
e poi di colpo eccomi qua. Sarei arrivato io in vetta al sogno mio, come lontano ieri, e poi più in alto e ancora su, fino a sfiorare io, e gli domando io: Signore, perché mi trovo qui se non conosco amore? Sboccia un fiore malgrado nessuno l'annaffierà, mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia, questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre se arrende a un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità, e poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo, tu spettatore, puoi davvero che io viva il sogno che non osi viverete. Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai. Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica, un motivo in più. Canterei e piangerei insieme a me, dimmi, lo vuoi tu? Sveleremo al nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. La paura che senti è la stessa che provo io. Canterai e piangerai insieme a me. Più su, più su, più su, ed io mi calerò nel ruolo come mio finché ci crederò, finché ce la farò. Più su, più su, più su, fino a sposare lui, fino a sentire che ormai sei parte di me. Più su, più su, più su. Più su. Dai
Daniele Si Nasce! Ma grazie di a voi. questo incontro. Grazie! C'eravamo proprio tutti. Sì, guarda, io veramente vorrei fare i miei più calorosi complimenti a questa trasmissione che in 15 anni ha fatto passi da gigante. Ci abbiamo qua degli artisti meravigliosi, facciamo un applauso a loro. Grazie a te, Daniele. Grazie. Daniele Si Nasce! E siamo arrivati alla fine di questa puntata eccezionale di Mille Voci e io adesso combino un guaio perché ho organizzato una sorpresa. Voi dovete sapere che io ho avuto il piacere di duettare con grandi artisti della musica italiana e ho avuto il piacere di fare un duetto durante lo speciale Daphne and Friends. Adesso lui capirà che ce l'ho con lui, per cui io mi sono organizzata. Non ti dispiace se noi replichiamo, vero? Michele! Ma è un onore, dai. Siamo riusciti a creare questa magia di cui io sono così contenta, con una canzone splendida che abbiamo già fatto insieme. Io ho detto adesso non mi posso far sfuggire questa occasione di riprovare, quindi sappi, ti sto incastrando. Io sto benissimo, vado bene così, vado benissimo. Oh, si è fatto incastrare, quindi con gioia noi vi presentiamo Michele ed io. Daphne. Ho camminato! Ma che bello! Che bello! Ma che grinta Ma che che hai! carica! No, lasciatemelo dire. Ma è proprio brava questa ragazza, eccezionale! Grazie, Brava per Daphne, me è un'emozione, un onore. Spero che arrivi anche voi a casa questa emozione che respiriamo qui in studio. Ma sai perché... che carica mi hai dato? Io Vero? sono il giovanito di 30 anni in questo momento qua. Grazie. Benissimo. Posso fare Brava, anch'io brava. i complimenti a entrambi? Perché se ve li fate a vicenda è facile. Va Già, bene. vabbè, siete interessati. Io che ho sentito questa è vostra versione di questa canzone assieme. Lì cantavo, mi davate una carica enorme. E anche i nostri ospiti hanno cantato con noi. Allora vorrei tutti qui vicino, gli ospiti che si sono esibiti in questa puntata, tutti insieme. Venite perché chiudiamo questa puntata eccezionale, un'altra delle puntate eccezionali di questa edizione di Mille Voci. Quindi tutti con me, la sigla! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci sono qui per te, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Grazie, ciao a tutti, alla prossima puntata! Ciao!